Allora un saluto agli amici dal Fogolar Civic di Fogolar Politico Europa Quileiensi. Sottornin su queste nostre chiare citate di Udin, chiare si spera, e sull'argomento della partecipazione popolare. Ho seguito in particolare questo argomento, insomma è un chiaval di battaglia dal civista in genere, ma al varese di sé un chiaval di battaglia anche dal civista udinese, che insomma a Udine è una tradizione, una grande tradizione di partecipazione popolare, ma lontane te storie che ho vincirute continuate proprio in particolare del Fogolar Civic di tornare a Svea, tornare a Rafur e tornante in maniera che vi fatta a dai vite al RENC, no? Il RENC, l'Assemblea Popolare cittadine, che esisteva a epoche medievali, tete di miez, era state sdrumate, abolite e tal cincente e noatis insomma vi infatti in modo che torni a riunirsi ad Assidonchi, dunque una volta ad anno, ma con i cittadini di Udine che voi si chiatti a discutere, a proponi e a votare des propuestis lis pluivaris pal miglioramente de situazioni su ogni argomento, miglioramente de situazioni de vita e di amministrazione in genere. Lis ultimis in allora de lunghe storie insomma di questi chiaccaris di riforme de partecipazione popolare a Udin, de promozione de partecipazione popolare a Udin dai quartiers, la questione dei quartiers. Allora, sindic de Toni alle partite in quarte fin dall'inizio con questo discorso di partecipazione popolare dai quartiers, ma la sua idea di partecipazione popolare è un'idea che passa attraverso la mediazione, il tramite des associazioni. E allora questa non è partecipazione popolare, questa non è neanche democrazia, peraltro. Non è democrazia perché le associazioni non sono una realtà in genere, non sono una realtà pubbliche. No? Il presidente di un'associazione non è votato dai cittadini, è votato dai soci. E i cittadini non hanno l'obbligo di essi in un'associazione per poter contare per poter essere considerati. Domandai alle associazioni che indichino des figuris di poter mettere di rappresentanze di un quartiere è una roba vergognosa, non è democrazia. Tanti mancul non è partecipazione. Allora, questo è il ponte che viene in davanti, però, perché Marcus Calven, la commissione statuto del Comune di Udine si riunisce proprio su questo argomento e l'unis Calven ai 29 di gennaio il Consiglio di Udine voterà sul tema. Ecco, allora io direi un secondo, fasin un ragionamento sugli speraulis. Ragionamento sugli speraulis, allora di prime robe domandinsi, vi odin se o savin, c'è caudi partecipazione sul plan politico, no? Allora, quando si leva a scuole, qui che l'ha fatto, insomma, in gran parte, insomma, no? Lis scuolis superiori, tanti hanno avuto, tanti posso tros, si sono chiattati a affrontare dai studi di diritto, dai studi giuridici. Dopo qui che l'ha fatto l'università, che il settore lì, allora andiamo di più, naturalmente. Allora, quando si faceva diritto a scuola, no? Chi che ha avuto occasione di fare diritto a scuola, affrontate il diritto pubblico, il diritto costituzionale, e dunque gli argomenti, le basi sono un po' anche delle politiche, no? Allora, la democrazia non si dite a scuola, che la democrazia ha due qualità. Allora, una qualità si chiama democrazia
partecipative, partecipadore, c'è molto splas per furlare, che altre forme di democrazie e la democrazie rappresentative. Allora, democrazie rappresentative e anche i cittadini a deleghin altris a sielgin altris a decidi par loro, rappresentative. La democrazie partecipative è che quando i cittadini non deleghin nessuno a decidi per loro, ma vanno loro di res a decidi, a proponi, a votare, a decidi, che è la democrazia partecipativa. Quel che si fa di partecipazione, si fa di che robe chi, no? Si fa di che robe chi, se no fa di altri. O ciacarin, come che si dice a Udin, o ciacarin di altri, no? Ecco. Allora, noi altri si investe a favore civico, vogliono fare proprio di democrazie partecipative e no di pseudo partecipazione, di false, di pusticce partecipazione popolare. Allora, ovin scritto al presidente de commissione statut, dottor Salmè, e vi iscrive, dottor, che aveva di lui a Mancul, di farsi un po' puarte vos, di che civista, di che culture civiche, che gloriose culture civiche di Udin, che non può accettare una robe dal genere, non può viodi la democrazie stramudate in te, ma che fasemi di te tiranie des associazioni, no? Tal zir, tal mignestron, te mangiadorie des associazioni, fasemi di te mangiadorie des associazioni. Allora io sono stato promotore di associazioni e sai, e non sono le smes, che per scelte non sono le smes, ma sai che tanti associazioni stanno in pins, anzi li san creati nome partirà finanziamenti pubblici. I finanziamenti pubblici, i bes che un comune, i bes che una regione, i bes che avvengono dal pubblico, sono un guinzai, è inutile chiacchierare, è inutile dire no, ma non è vero, no, sono un guinzai, sono un bavai, per la plui parte dessa associazione, traviars il bavai e il guinzai dai finanziamenti, la politica che io metto fuori e io in stato di controllare queste associazioni. E dunque, vino voi di considerare le associazioni un strumento di democrazia, ma sino furculchià, ma qui vino voi di inverdiare. Allora, o sapete che la Inte è elade al mancul, che la cittadinanza è elade al mancul, come coscienze civiche, ma signor Benedetto, ma sino proprio te, non stiappino proprio te per ridossi in cestate, no? Fin lì o rivin. Allora, si augurin, ma giusto per una speranza così, si augurin che i pensi in parzore e che a gambin idee, perché in FS clamà un'assemblea popolare ogni tanto che a deliberi che la che i cittadini che hanno voglia di fare le loro proposte, li sfasi e che si voti su che robe lì, no? C'è tanto più semplice di tutte che macchine che stanno organizzando, di tutte che sgire, traviare le associazioni, che indichino, che fasi, che si mettono di miezzo e viene da per placer. Ma a fare le robe semplici, il problema è qual è? Che le robe semplici a qualche don gli danno fastidio. Perché? Gli danno fastidio. Perché metti dentro le associazioni, all'UD in qualche modo, per politiche, traviare le associazioni contro l'espressione dai quartieri. Magari così no. Alle ben facile che sia di così.
No? Allora, avevo inviato chi disgraziati di consigli di quartiere che aveva fatto il Sin di Fontanin, anche lì avevo già, o pensavo di aver tocchiato il fondo, no? Allora, i consigli di quartiere non menas dal sindic, mai te storie di Udine è succeduto una roba del genere, mai, in cent'anni di storia cittadine, mai. I consigli di quartiere nomenati dal sindic, no, nomenati di autorità, mai stata una roba del genere, no? Ecco, e invece il fondo non l'aveva tocchiato, il fondo non lo ha tocchiato Fontanini, e il fondo al vento tocchiato sotto di chest comune dal sindic De Toni che alla ripete in qualche modo l'operazione fatta tempo medievale di un patriarca di Aquilea, Giovanni di Moravia, che ha chiamato i diritti ai cittadini di Udine di votare e ha messo in mano la città alle associazioni. Ecco, De Toni il new Giovanni di Moravia. Occhio che Giovanni di Moravia l'ha fatto una brutta fine. No, e naturalmente questa non è una minaccia e non è un auguri negativo, no, ecco, al sindic De Toni, però è la malinconia di pensare che in che volte i cittadini di Udine erano ingrintose e come non si visi che io stanno in berdeant e menant palboro, no, in tutte maniere proprio vergognose. Staremo a vedere Calvin Fur, ma mi sa che li robis non la ran palviarsi ogni ben.